Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Uffici blindati e procedure nel caos. Gli insegnanti sono preoccupati. La denuncia è firmata dai sindacati CGIL e UIL in una lettera inviata al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza. Vediamo. Eccola la lettera inviata da UIL e CGIL, firmata rispettivamente da Francesca Guarasci e Giuseppe Assalone al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, Luciano Greco. Una missiva necessaria, visto quello che i sindacati chiamano impossibile confronto a causa della blindatura degli uffici e il risicato dialogo. È possibile accedere solo 2 ore a settimana. Uno scritto per denunciare che a soli 2 giorni dalla data in cui i docenti dovranno prendere servizio, a molti di loro non è ancora chiaro dove dovranno recarsi il 1° settembre, essendo tuttora incerto in quale provincia, in quale ambito territoriale e in quale istituto scolastico dovranno farlo, il che è, come evidente, condizione inaccettabile per ogni lavoratore, in particolare per quanti già vittime nel precedente anno scolastico dei gravi disordini e degli errori commessi nella gestione delle operazioni propedeutiche alla mobilità e ai trasferimenti, hanno dovuto ricorrere in sede giudiziaria per vedere riconosciuto il loro buon diritto ad ottenere il trasferimento nelle sedi spettanti per legge. Insomma, per CGIL e UIL si tratta di un doppio danno a cui si aggiunge la beffa di un decreto sottoscritto 2 giorni fa, il 28 agosto, e riguardante una docente che da Torino è stata trasferita in Calabria. Ci chiediamo, si legge ancora, come intende riparare alle gravi disfunzioni gestionali verificatesi in riferimento alle immissioni in ruolo e ai trasferimenti dei docenti di 2° grado. Per i sindacati si tratta del totale caos organizzativo dell'ufficio organici. Questa operosità di intermittenza, conclude la missiva, ci lascia perplessi e confusi, al pari dei tanti docenti ancora in attesa di conoscere il loro impellente destino lavorativo. I sindacati attendono risposta e lo dicono chiaro: solleciteremo con ogni mezzo che l'ordinamento giuridico ci mette a disposizione.